Allora adesso vi faccio vedere il bloccaggio definitivo dello scooter, che ho fatto chilometri e sopra chilometri, e diciamo che questo è quello ideale, perché il primo bloccaggio che avevo fatto si era un po' allentato e difatti vediamo qua era andato a sbattere addosso il camper. Allora praticamente quest'asta qua, questa che vi faccio vedere, quest'asta qua è stata accorciata di 2 centimetri per poter averla perpendicolare all'asta di fissaggio qua. Poi ho messo le 2 cinghiette, queste qua nere, ai freni, una e la 2. Ho messo questa qua, questa asta qua fissata sul portapacchi dello scooter. Chi non ha il portapacchi non lo so se parlano del portapacchi, ma se non ce l'ha bisogna escogitare un sistema da poter fissarlo. Non avrei neanche un'idea, vabbè, non ci penso neanche perché il portapacchi ce l'ho. Dopodiché cosa ho fatto? Ho messo 2 Golfart qua che non sono compresi nel pacchetto del portascooter, li ho messi io per mettere questo cinghia a cricchetto con altri 2 Golfart qua, uno qua e uno qua, che anche questi non sono nel pacchetto, li ho messi io solo per sicurezza, che praticamente tiene il manubrio dello scooter, che in caso dovesse rompersi, non dovrebbe, però se si rompe c'è questa cinghia che tiene lo scooter, ecco, che tiene lì. Dopodiché in dotazione con il portamoto mi hanno dato questa corda qua e un'altra dietro che tengo fermo le ruote con questo qua. Adesso lo faccio vedere di qua. Allora, questo qua che è regolabile, io l'ho regolato in questo sistema qua che mi tiene fermo la ruota, e vado a ancorarmi, essendo che c'è la corda lunga, vado a ancorarmi sul piantone del portamoto, sia davanti che dietro. Eccolo qua. Vabbè, poi ho messo una catena in più qua, non serve, però io l'ho messa in più, non si sa mai anche quella. Dopodiché basta, questo qua è il fissaggio. E una cosa importantissima è mettere il bloccasterzo allo scooter. Mettendo il bloccasterzo allo scooter lui non si muove, perché lì dove sono andato a rovinare il portellone del camper, perché non l'avevo messo, e allora si è girato e è andato con la leva del freno, è andato a sbattere addosso al portellone del camper. Ecco, questo è l'ideale. Dopo ho tolto il bauletto dietro, così facendolo scorrere si riesce a aprire anche il portellone, solo quello di destra. Prendo solo quello di destra, si può accedere a prendere qualsiasi cosa senza avere lo scooter tra i piedi, ecco, è la particolarità che ha questo portamoto. Dall'altra parte si va dentro con una mano e si riesce a aprire la bombola, niente di più. Ecco, tutto qua. Questo è l'ancoraggio definitivo, e vi assicuro che ho fatto strade un po' tortuose e ha tenuto molto molto bene.